No, no. Ehi, ciao. Un libro, signore. Un libro che doppiato danno i giornalisti. Lo sto dando. E chi lo sa? Signore Ah, sì, sì. Signor Granato. Granato. Ferrovie dello Stato. Poi ce lo leggiamo con calma. Lo aspettiamo, speriamo che entri di qua così ci facciamo un primo piano, se no ci perdiamo lo scoop. Presidente. Ferrovie dello Stato. Un banchetto russiano. Questi giornalisti che non lo lasciano in pace, no? Proprio sono ingordi, non lo lasciano in pace un attimo. Questo è Giuseppe Fava. Giuseppe Fava è il presidente del Consiglio. Non mi andava di prendere l'altra telecamera che sentiamo poi le interviste degli altri, poi si sentono depravati, come si dice? Che gli predano l'intervista. Lui è un gelese pure, detto anche Peppe Cemento, si può dire, poi ingiuria Tinder. No, Peppe Cemento perché è solido, è granitico, infatti è il primo, come si dice? Il primo assistente di Crocetta. Come potete vedere la folla si moltiplica. Vediamo delle autorità celesi. No, perché sennò poi non prendo il primo piano, voglio prendere qua che lui entra. Ecco lo scudo. Più che altro per vedere che faccia fa appena mi vede. 8 minuti e 56, 57, 58 e 59, 9 minuti. 9 minuti di giornalisti. Qua ci siamo. Sindaco, ci siamo ragazzi, ci siamo. Guardate che primo piano stupendo. Un primo piano stupendo. Presidente. Presidente. Buono. Ah, bacino? Certo, okay. Bene, tutto ok. Qua ero a braccare il primo piano, lo scoop diciamo. Ho preso un primo piano stupendo, diciamo. Ah, grazie. Bene, vediamo. Ci addentriamo. Questo è il capitano dei vigili urbani. Ma il contratto di programma è stato realizzato, invece a tempi per il piano regionale dei trasporti? Ne parliamo adesso. Se è quella la giornata, minchia sì, dai. Come? Io aspetta. Ma solo che tanto io mi fermo prima. Ah, sono padrone, dice. Dottore Orlando e company. Bene, ora nel frattempo così, facciamo così.
Bene, accesa questa, possiamo spegnere questa. Quando nel dicembre del 2012 io conclusi con l'allora ministro Blanca quello che doveva essere il piano delle ferrovie in Sicilia, l'idea dalla quale partimmo fu di introdurre finalmente l'alta velocità in Sicilia, perché il tema delle ferrovie in conclusione è legato anche alla velocità delle ferrovie. Perché è chiaro che se io ci vedo quasi 4 ore per andare da Catania a Palermo, nessuno prenderà mai il treno. Noi abbiamo invertito il ragionamento, abbiamo cominciato a dire: se noi vogliamo potenziare il trasporto ferroviario, quindi rendere economico il trasporto ferroviario, noi dobbiamo migliorare la rete e la qualità delle carrozze che ci viaggiano, i tempi di percorrenza. Questi sono i temi che noi abbiamo affrontato. E guardate che per la prima volta dopo tanti anni l'investimento previsto in Sicilia in un decennio è di 10 miliardi di euro. La questione di Ponzi, provocatoriamente presentai una mappa della circolazione stradale così come l'avevano pensata i greci nel VI secolo a.C. Come è basata questa mappa della circolazione greca del VI secolo a.C.? La Sicilia è praticamente un triangolo e allora c'è un triangolo che costeggia i collegamenti stradali, che costeggia tutte le coste, poi c'è un asse centrale che va da Catania a Palermo e poi c'è un asse, diciamo, diagonale che va da nord verso sud, che da Santo Stefano a Gela. Se hai pensato a un sistema così, hai praticamente ridotto la velocità dei collegamenti e su tutta la Sicilia hai reso possibile sostanzialmente lo gli altri petrolchimici non se ne possono fare, le estrazioni non se ne possono fare, uno dice che stiamo sull'alberghiero, giusto? No, non si possono fare manco gli alberghi, perché in Sicilia la logica è che non si deve fare niente perché anche un albergo inquina. Io mi ricordo che quando abbiamo il discorso del porto commerciale in Gela, il consiglio comunale, allora c'era un consigliere comunale che non lo volevano approvare perché dicevano che era un fattore di inquinamento del territorio. Qualsiasi attività umana è un'attività destinata a creare inquinamento, perché anche la nostra stessa sopravvivenza crea inquinamento, perché noi consumiamo ossigeno e produciamo l'anidride carbonica. Noi siamo inquinanti. Allora, il progetto che noi dobbiamo portare avanti di collegamento deve riguardare un collegamento fra aeroporti, porti che devono essere collegati con gli aeroporti e che devono essere collegati con le barricate. Questo fa sviluppo, io credo che sì, non solo, ma che il mancato sviluppo di quest'area dal punto di vista turistico innanzitutto è collegato in qualche modo a questa rete infrastrutturale. Quindi la questione dei trasporti ferroviari, autostradali, stradali, marittimi e portuali, aeroportuali non può che non essere un unico progetto. Il progetto c'è, realizzazione immediata, con i lavori già abbiamo, con il cantiere già aperto, con l'impresa già individuata, con i soldi stanziati, è un miracolo della burocrazia italiana. Questo aeroporto è stato inserito non più come aeroporto di interesse regionale, ma come aeroporto di interesse nazionale a partire dal 2017. Questo significa che lo Stato dovrà pagare i vigili del fuoco dalle altre parti. Su questo c'è stata tutti gli altri servizi, no? Gli assistenti diciamo, di volo, eccetera. Tutta una serie di cose che altrove sono incardinate a carico dello Stato e che invece stranamente in Sicilia sono a carico dell'aeroporto, quindi anche poi sostanzialmente come abbiamo fatto in questa volta. Allora, questa città ha un'occasione unica.
con un accordo che la trasforma nel più grande polo di economia verde, green economy d'Italia. Chiaramente nella fase della transizione c'è sempre un disagio, però bisognava chiudere una storia. E questa storia non poteva essere bloccata, la possibilità dello sviluppo della città e la possibilità anche del rispetto della salute dei cittadini, del bene prezioso del rispetto degli stessi lavoratori, non poteva essere bloccata perché ci sarà magari qualche mese di cassa integrazione. Fa parte del gioco, nessun lavoratore verrà bloccato a male. Bene, spero che questo sia l'inizio di una serie di opere che non siano ma si fa. Quello che mi auguro è questo, che la prossima volta che io venga di nuovo per annunciare magari lo sblocco definitivo del lavoratore e definitivo del ponte, però guardate, dobbiamo avere il coraggio di cambiare, perché se pensiamo che lo sviluppo è una colonna di distillazione della benzina, non ci siamo. L'abbiamo sperimentato per 50 anni e lo sviluppo non c'è stato. Allora cominciamo a inserire altre vie, garantendo sicuramente i lavoratori della informazione, ma dobbiamo pensare anche al diritto dei cittadini a avere rispettato la salute dei bambini di non ammalarsi, dei bambini di nascere senza malformazione e soprattutto di questo nostro territorio che può crescere imponendo attraverso un nuovo modello di sviluppo e di qualità. Presidente, sto migliorando anche questi collegamenti con il centro di farlo, per noi ci sono anche tutto l'accesso alla rete anche per arrivare a Presidente. Sul piano quindi sul piano regionale dei trasporti invece che tempi ci sono? dentro il piano di trasporti c'è una prima tranche ma che già è in corso, una parte è già iniziata i lavori, una parte è in corso di investimento e poi c'è un'altra parte diciamo decennale che sarà un progetto conclusivo di 10 miliardi di euro, però nel frattempo cominciamo a lavorare perché i tempi di percorrenza tra l'aeroporto di Catania e quello di Palermo saranno abbattuti del 60% e quindi è chiaro che ci sono da fare tutte queste integrazioni che stiamo già avviando Anche per quanto riguarda le stazioni ferroviarie su Siracusa, però voglio dire anche questo accordo che riguarda Comiso rientra già nella parte interventi stralcio che devono servire a potenziare tutta la rete ferroviaria siciliana. E invece una cosa, siccome la stazione, non si è parlato della stazione per esempio di Comiso, sono previsti interventi per le singole stazioni ferroviarie o altri? Ma è chiaro che si migliorano man mano anche la rete, si migliorano, ma dove è necessario adeguarlo. Soprattutto è previsto il collegamento direttamente della stazione dentro l'aeroporto. Presidente, e per quanto riguarda pensiero stupendo, prima che viene Sgarbi, perché deve venire Sgarbi? Chi è pensiero stupendo? Come chi è pensiero stupendo? Certe volte lo sa, certe volte non lo sa. Non lo sa, e allora niente, se non lo sa niente. Buongiorno Presidente. Non lo sa. Siamo noi affidati, abbiamo un'associazione. Non si ricorderà mai di me. E praticamente ci hanno dato a Gela il tempio di Demetra, sotto il cavalcavia, ti ricordi? Sì. E praticamente hanno presentato male la situazione lì alla 7 e tu hai detto di Toto Galanti, è simpatico, però dice, hanno dato una cosa archeologica a questo ragazzo qua così, mi sembra un po' sprovveduto. Ah, bellissimo, salutamelo allora. Comunque, ti volevo invitare a venire a Gela. Verrò. Al tempio di Demetra. Sì, verrò forse. Tramite Filippini, vedi un po', quando ti trovi, con piacere sei nostro ospite. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Possiamo andare, missione compiuta.
Niente, il presidente è contrario a... è contrario. Buongiorno signorina, ciao ciao. Ecco qua il buffet. Qua potete mangiare, però solo per le autorità, ricordiamocelo questo. Solo per le autorità.